Amici bellini, è una vita di corsa, proprio tutto di corsa, è incredibile. Oggi, vabbè, tra ieri e oggi e domani e dopodomani, sono tutti martedì e sono tutti martedì pazzeschi perché non c'è un minuto da perdere tra lavoro e impegni. Però prima dell'approfondimento, che oggi adesso è l'approfondimento tattico dove ci divertiremo, vi devo far vedere una cosa molto importante. Cominciamo. In ritardo. Divento Mazzarri. Io non mi piace il calcio, io non sono tifoso. Questo video doveva uscire ieri. Che è successo? Troppe cose da fare, capita. Lasciate il like così escono i video un po' più in fretta, perché poi non si può parlare nemmeno del Verona. Il Napoli-Verona. Cominciamo, lo dico io. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, veramente, cioè, adesso ci divertiamo, l'approfondimento tattico, non riesco a farvi gli screenshot perché sono di corsa e tra poco, tra l'altro, alle 18 italiane, non lo so, forse il video voi lo vedete dopo, l'ho già fatto, gli amici bellini su Telegram, che stanno su Telegram, lo sapranno perché... i rumori glielo faccio vedere. Devo andare da Silver, ma si sarà Silver Mere su Linea Calcio, quindi, ma ci sarà pochissimo tempo perché poi devo scappare, devo andare a suonare. Ma prima non riesco a non farvi vedere questa cosa perché è di una dolcezza e di una tenerezza. Guardate bene a fianco a me. Raga, ma sta a perdere Napoli. Raga, ma stavo a perdere con Varsavia. A parte il primo tempo. Lo sai perché sta a perdere? Perché c'è la maglietta della Roma. Valerio, te l'avevo detto. Poi dice pure Valerio. Sapete perché? Perché Valerio è il fratellino, mentre Massimiliano è il padre romano, romanista, che però rispetta e ama tantissimo Napoli città. E la piccolina Rachele è tifosissima del Napoli. Io non ce la faccio. Ringrazio Johnny Bahamas che me l'ha mandato su Instagram. Queste cose, ragazzi, voi mandatemelo perché io mi emoziono. Dall'estero mi emoziono ancora di più e non ce la faccio. E ho lanciato su Instagram questa richiesta, ho cercato di unire i primi, insomma, influencer che mi sono venuti in mente, quelli là più grossi, tutti i tifosi del Napoli, Fius Gamer, Imorta, GA7, Peppone, tutti quelli che mi sono venuti in mente, Super Allan, e poi ho cercato di taggare Decibel Bellini. Insomma, questa bambina deve avere, e mi riferisco e mi rivolgo al Napoli, adesso lo ripeterò a tutti gli addetti ai lavori, questa bambina deve incontrare Insigne, deve avere la maglietta di Insigne, magari quella azzurra, perché ne evitiamo che sembra la maglietta da Roma. Questa bambina, perché sono i tifosi del futuro, una tifosa del futuro che è innamorata del Napoli da Roma. Non ce la faccio. Queste sono le cose più importanti al mondo. Un'altra cosa importante è fare bella figura in Europa, perché poi si cresce. Guarda, purtroppo passiamo direttamente all'Ambrabam generale. Signori, altro che snobbare l'Europa League. Quanto è importante questa partita. Adesso noi parleremo un pochino di tutti i giocatori. Sembra sta cosa esattamente al contrario. Troppo importante fare ottimi risultati, a parte del ranking e tutte le cose importanti che abbiamo già sviscerato con Guido Gentile proprio tecnicamente, ma per il morale della squadra, per il morale dei tifosi, per quelli che sono andati in trasferta. Quanti retroscena, quante sfumature ha questa partita, e l'importanza di aver anche ribaltato una partita che, dice bene Spalletti, ci siamo complicati da soli. È una cosa che non riesco, e veramente vorrei avere più tempo oggi per fare un'analisi più profonda. Magari la riprendiamo domani, poi ci sarà poco tempo perché dobbiamo entrare subito in campo, giusto, manco tempo e fa conferenza prepartita, manco Spalletti probabilmente non la fa. Signori miei, Meret è incolpevole e questa volta veramente lo è, perché il gol, insomma,
sono quelle cose imparabili, ed è impossibile. Oltretutto Koulibaly si schiaccia anche addosso a lui, quindi dà quasi fastidio, ma comunque non ci sarebbe mai arrivato, e poi prende pure quel palo tremendo nel secondo tempo in Leghia. Fa bene però Spalletti nell'intervista a Sky di ripetere: anche noi però abbiamo preso la traversa, quindi fa bene a ricordarlo, perché altrimenti sembra il Napoli ha avuto mazzo. Sì, è chiaro che ti serve un po' di fortuna in quei momenti chiave, no? L'episodio chiave, però poi te la vai a vincere con merito, volendo la vittoria, mettendosi però belli calmi. Questa è la novità di quest'anno, la calma con cui il Napoli si mette là. Angioletto ha detto una squadra tedesca che sai che fino alla fine gioca per riconquistare il risultato che si è prefissato, e lo ottiene. Questa è la cosa bella, perché poi al di là del risultato noi apprezziamo a prescindere la prestazione, e nella prestazione che noi godiamo a ciuccio, perché a ciuccio si gode, non come un riccio, ma a ciuccio, perché il Napoli è il ciuccio. E andiamo un pochino a vedere anche le prestazioni individuali e poi come il Napoli si è schierato nel secondo tempo, perché è interessante. Non avendola io rivista, perché non ho il tempo, vado a memoria utilizzando un pochino le cose che ci siamo scritte sulle bollette, e si parte col gol del Leghia, e quindi io lì cerco di ricordare un pochino di Lorenzo. Va troppo nel contrasto e non riesce, invece di temporeggiare, comunque non riesce a togliere il pallone, dopodiché sguisciano su quella fascia, e al centro probabilmente Rachmani avrebbe potuto seguire il movimento ad uscire dell'attaccante, che poi si trova al centro area per il rigore in movimento. Visto che si era schiacciato già Koulibaly, un pochino la responsabilità se la devono dividere questi tre, perché poi da lì arriva il gol e ci sta. Alla fine Juan Jesus, per quanto poco avvezzo alla manovra offensiva, il Napoli ha cercato di giocarsela un pochino di più con Di Lorenzo davanti, con Juan Jesus un po' più bloccato. Avviene il contrario quando c'è Mario Rui, ovviamente, e quindi si aveva una situazione simile, una situazione del genere, dove Elmas si poteva un pochino abbassare, così è quasi un 3-4-3 che vedremo anche nel secondo tempo, ma molto più chiaro e molto più puro, e quindi senza problemi. Poi comincia il festival delle occasioni, perché non ho gli XG, ma è presto detto: la traversa di Zielinski, Anghissà di testa parato, il pallonetto di Lozano che poteva essere più cattivo, Anghissà che tira da fuori. Anghissà ci sta provando molto, Spalletti ce lo dice, deve migliorare nella finalizzazione, e Anghissà ci sta provando. Che bello quando poi studiano e riportano nelle partite le cose che devono fare. Veramente vado nel brodo di giuggiole. Elmas il tiro parato, e Lozano da lontano il tiro fuori. Questo è stato il primo tempo, dove il Napoli piano piano ha cominciato a creare, ma non siamo riusciti, e infatti nella reaction avete visto come io ero un pochino avvilito, ma sono arrivati i vostri like, che adesso vi siete dimenticati. Sono arrivati i vostri like e la partita si è messa sui binari giusti. Dopodiché si ricomincia con il palo del Leghia, e poi c'è il gol di Zielinski su un rigore netto. Che Zielu si prende, perché viene proprio spostato, alzato da terra mentre stava cercando il tiro, e con freddezza Masz piękna oczy, hai degli occhi bellissimi. Come mai io conosco questa frase in polacco, oltre alle parolacce? Provate a immaginare io a New York con tutta la comunità polacca, come mai io ho imparato Masz piękna oczy, hai degli occhi bellissimi? Chissà perché, sono cose strane. Poi c'è Petagnone, che nel suo essere Petagnone, ovviamente qualcuno l'ha pure detto, non ha la forma smagliante proprio a livello di forma fisica che aveva in ritiro, dove si fa il selfie, vabbè. Però è chiaro che tu non ti puoi aspettare. Noi abbiamo anche negli occhi la velocità di Osimhen, e se tu c'hai negli occhi quella cosa là e vedi le stesse azioni con gli stessi compagni fatti da Petagna, è chiaro che anche la mia reaction è un po' più severa, e non dovrebbe esserlo, lo capisco, perché non ti puoi aspettare quella stessa rapidità. Però Petagna sta lì, lotta, crea, apre spazi, e alla fine arriva. Ancora un tiro di Petagna alto, poi c'è il gol di Mertens, il cioccolatino. Bravo Politano in quel caso a credere in quella palla e a non lasciare la rovesciata. Sai che ti vai a prendere un calcio e magari te lo prendi anche in faccia. Politano ci crede, va col petto, stoppa quella palla e si prende il fallo. Straordinario anche Politano. Poi c'è il gol di Lozano, che è tutto
merito di Petagna, ma andando indietro c'è il passaggio di Dries Mertens che è straordinario, e se andate molto indietro vedrete che è un'azione quasi da Sarri Bros, dico Sarri Bros, non dico Sarri, perché poi Gerardo Marino ce l'ha fatta vedere con un suo video, sapete dove trovarlo adesso, ma non è che posso, non c'è tempo, altrimenti farei tutte le cose belline. Un'azione straordinaria che coinvolge tutta la squadra, si arriva quasi a 30 passaggi, una roba bellissima. Dopodiché c'è il tiro di Lozano deviato, il tiro di K2 parato, dove c'era una serie di occasioni dove io ho urlato come un dannato, e il gol di Unas, che è un altro cioccolatino dove Mertens fa un bellissimo movimento a sbilanciare, praticamente il difensore non sa se seguire Mertens o se continuare su Unas, si sbilancia, cade e Unas fa fuori con un lob straordinario e poi segna anche gol destro. Quanto amo i mancini che tirano gol destro, tantissimo. Ancora Anghissà ci prova alto, di testa Rachmani al 92esimo, un'azione straordinaria che lo vede poi arrivare in porta, grande parata del portiere, e anche Politano ci prova con il tiro al lato. Mi è piaciuto molto anche Demme e Anghissà, si sente un pochino la mancanza di questo Fabian sicuramente, ma Demme si è messo bene in campo, e mi è piaciuto anche Lobotka come è entrato, perché cattivo, perché voglioso, perché primo pressing, quello là che ci ha fatto vedere anche a inizio stagione, quello un po' rischioso, però se lo fai bene di squadra, quel pressing lì, se lo fai di squadra, e gli avversari vanno in difficoltà e la buttano male, e quindi se tu hai scalato con tutti, la recuperi e li asfissi, è un asfissiamento, un'asfissia. Anghissà comunque sempre dominante, non può riposare, come non può riposare Di Lorenzo, come avrebbe voluto far riposare uno tra Rachmani e Juan Jesus, non si è potuto fare. Lozano, citiamolo Lozano perché ancora probabilmente ci deve far vedere quel Lozano che abbiamo visto l'anno scorso, però molto più nel vivo del gioco. I messicani che dicono non te la passano, non ti vogliono bene, non è vero, signori miei, non è vero, gliela passano, solo che adesso è meno quella brillantezza che lo porta subito a superare l'avversario, sta ricominciando a fare, ed è troppo importante che abbia segnato. Grazie Petagna, perché quando esce col sorriso e tutti che gli danno il 5, dai il gruppo, evitiamo i gruppetti, deve essere il gruppo la cosa importante. Come Zielinski è stato nel vivo del gioco da sottopunta, ora se ne può parlare tatticamente, ma da sottopunta è proprio perfetto, è proprio la morte su. Poi Zielinski può giocare anche qua, può giocare anche sulle fasce. Zielinski ha la qualità per ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, però quando gira intorno alla punta e non dà punti di riferimento agli avversari è veramente devastante, e sono contentissimo che dopo la traversa arriva il suo rigore. È perfetto anche il non esserci di Insigne ieri sera, è stato perfetto perché hai permesso a Zielinski a fare il secondo gol consecutivo, che per il morale è importantissimo. Elmas ha fatto la partita che doveva fare, Petagna ne abbiamo parlato. Dopodiché quando ci sono le sostituzioni nell'ordine, prima Demme Lobotka e non cambia nulla, poi Elmas Politano, di conseguenza Politano va di qua e Lozano va dall'altra parte. Non l'ho detto in reaction, ma voi vi crederete, stavo dentro di me, non lo sostituire a Lozano, mettilo a sinistra per un pochino, vediamo che succede. Non perché a sinistra giochi meglio, ma perché nella partita poteva meritare lo sblocco ed è arrivato. Quanto adoro, tenga che fa, managgia ok. Dopodiché esce Zielinski ed entra Mertens, che si mette qua, e quindi esattamente non cambia nulla a livello tattico, e Mertens dietro la punta. Anche lì se ne può parlare tatticamente. Per me Mertens può fare ancora anche il centravanti alla grande, proprio alla grandissima, con uno sviluppo diverso, ma lo può fare. È chiaro che sotto punta l'abbiamo visto anche l'anno scorso, quando abbiamo avuto per quelle poche partite Osimhen e Mertens davanti, devastanti proprio, devastanti, non sai chi ti devi prendere. E io vi dissi l'anno scorso, Mertens si diverte dietro la punta, non si deprime, si diverte tantissimo, fa il leader, giostra, fa il Jorginho della situazione anche quando non ha la palla, che ti dice qua ha la visione periferica, vede tutto, capisce tutto. Smettiamola su Mertens, ho letto articoli che io non voglio citare, la crisi, una crisi incredibile, è difficile recuperare all'età di Mertens, crisi infinita, mamma mia.
Mamma mia, Mertens, crisi infinita. Quando poi entra un as per Petagna ed entra Zanoli per il Ciuchi, abbiamo una situazione del genere, con Mertens che finisce prima punta, un as che va a destra, cosa che mi piace, che va a sinistra, cosa che mi piace tantissimo, perché questa è l'importanza di un allenatore di spessore. Ricordate Fabian, ricordate Gattuso ha detto Fabian a sinistra non ci vuole giocare, con Spalletti ci giochi a sinistra Fabian. Spalletti dice a un as puoi giocare anche a sinistra, non ti preoccupare, puoi stare sotto punta, puoi stare esterno destro che sicuramente ti piace di più, ma non devi fare le rincorse, se giochi là a sinistra con uno Zanoli che finisce qua. Quindi avevamo a tutti gli effetti un 3-4-3, perché questa era la situazione. Poi il 3-4-3 ovviamente in fase difensiva può diventare una difesa a 5 con questi due che si possono abbassare e aiutare, ma il 3-4-3 nei tempi moderni viene chiamato molto spesso 3-4-2-1 perché questi due, Politano e Onas, possono essere considerati mezze punte, insomma, che dietro la punta centrale, ma alla fine l'abbiamo visto che si sviluppava così l'azione e io arrizzo, ragazzi, io arrizzo. È troppo lungo? 15 minuti? Non è troppo lungo assolutamente, perché quando si deve arrizzare si può arrizzare. E da New York, Valerio Fluido è tutto. Sicuramente ho dimenticato di menzionare qualche cosa, non è colpa mia, voi me lo scrivete nei commenti, scrivete proprio in napoletano. E ringrazio anche Polly per il bellissimo taglia e cuci video che ha fatto, dove faccio tutte quelle mosse e quei versacci della reaction, perché il napoletano è una lingua, ma anche i suoni del napoletano sono una lingua, e Edoardo lo diceva bene a teatro. Quando lui recitava a Milano, diceva al pubblico prima dello spettacolo: non chiedete al vostro vicino ma che ha detto qua, che parola è, così. È volontario, l'attore ti deve far capire quello che ti vuole far capire, altre cose sono suoni di Napoli, quindi lo spettatore si deve praticamente ritrovare come se fosse sceso a Piazza Garibaldi dal treno e improvvisamente si trova a Napoli e non capisce, non può capire tutto, però quello è il suono della città ed è volontario, l'attore è volontario, poi quello che ti deve far capire te lo fa capire lui. Voi non chiedete che parola, semplicemente abbandonatevi allo spettacolo, godetevi il percorso e non devo aggiungere altro. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.